Tenetevi pronti perché con il nostro viaggio in Sardegna di oggi visiteremo due paesi della nostra isola, Bidonì e Nuragus. La musica, ancora una volta, sarà il filo conduttore e al centro della scena ci saranno i Dilliriana, un progetto che unisce un gruppo di artisti che viaggiano sui percorsi di una tradizione che si rinnova. Fin da piccolo ho conosciuto il canto a tenore a casa tramite mio padre, i miei fratelli, ma al più con mio padre. Mi ricordo che per ogni occasione c'era il canto a tenore, ma anche il canto a ballo. Mi ricordo le fisarmoniche, le chitarre che suonavano per qualsiasi festa e io fin da piccolo partecipavo e mi facevano sempre cantare. E ho continuato crescendo, partecipando col tenore all'Udine e poi per tutte le feste ho sempre cantato. Adesso canto col gruppo Dilliriana e seguiamo tutte le tradizioni, però innovandole, e da un po' di anni stiamo riempiendo tutte le piazze della Sardegna. Sono fin da piccolino appassionato di musica, soprattutto di musica sarda. A casa ascoltavano tutti musica sarda, mio padre in particolare ha sempre ascoltato il cantatenore e lì mi sono innamorato anche io. Da lì ho iniziato anche io a cimentarmi nel canto, a scrivere anche qualche poesia. Dilliriana nasce da un gruppo di amici, appunto, come hanno già detto. Ci ritroviamo all'inizio io, Silvano e Carlo, poi si è aggiunto Roberto e poi Gianluca. È praticamente un gruppo di amici, un bel gruppo di amici che si divertono a girare le piazze, a suonare per le piazze della Sardegna. Dall'organetto la tradizione si evolve, tra virgolette, uso degli strumenti più moderni, come la tastiera e accompagnamenti sia percussivi, tradizionali, sia elettronici. Allora, da ragazzino facevo le piazze in tutta la Sardegna da solo con l'organetto, poi ci siamo incontrati così con degli amici, Roberto, Gianluca, Carlo e Giovanni. Sembra che vada bene, abbiamo fatto questo progetto con il gruppo Dilliriana e per me è un grande orgoglio. Dal canto a tenore, Dilliriana è il nome dell'evento organizzato a Bidonì e a Nuragus, grazie al contributo dei due comuni, della Regione Sardegna e dell'assessorato del turismo. Ma prima di entrare nel vivo della manifestazione, a ritmo di ballo, visitiamo e scopriamo insieme Bidonì, questo borgo grazioso e armonioso che si affaccia sul lago Modeo.
Dal canto a tenore ai Dilliriana, un viaggio nel tempo in questo spazio che è la Sardegna che tra le 1000 forme espressive offre sempre un'occasione di incontro. E questo è il viaggiare insieme, il riavvolgere in qualche modo il nastro di una storia che si sviluppa davvero con la bellezza di una Sardegna che sa manifestarsi attraverso l'incontro di voci del canto a tenore, il suono arcaico delle launeddas e poi la voglia di ritrovarsi con più strumenti per far ballare la gente. In fondo, se ci pensiamo, non è un'evoluzione, ma un ritorno alle origini, dove c'era proprio la forza di comunicare con la musica e con le voci, la volontà di riunirsi e stare insieme, fare comunità, creare un sistema all'interno di un contesto sociale. È un progetto molto bello e l'applauso a questa associazione culturale, quella dei Dilliriana, che ha voluto davvero ancora una volta scommettere su quella che è la forza della nostra tradizione, della nostra cultura, del nostro modo di manifestare un'esperienza. I grandi visitatori che per tutto l'Ottocento e i primi decenni del Novecento hanno varcato i confini dell'isola hanno poi documentato la forza dei suoni e delle voci che la Sardegna riusciva a produrre. Ne hanno riferito nelle loro opere, incastonando la bellezza di quelle melodie nella descrizione dei paesaggi. L'iniziativa di Bidoni e di Nuragus è stata di grande valore culturale grazie alle espressioni musicali coinvolte, testimoni di un passaggio temporale che ha, nel corso degli anni, subito un cambiamento, modifiche e ha ritrovato stili e modi diversi di interpretazione. Antoni non dormi solo, a ti messo tu cazzizone, sosori er de sangrone, lua empezare a bolo. È molto importante quindi l'evoluzione, ma in automatico, però riuscire in qualche maniera a conservare anche la tradizione, quella più vera, quella più sincera. Spintulinadas e ti muda passeggiante, las intendo zirriande, a bisu non son pagadas. Antes che a mamma vida morta. Per cantare ci vogliono sempre quei passaggi tra grande e piccolo. Questi passaggi non devono mai mancare per poter portare avanti la tradizione. E quello che dico ai giovani che una volta che avete intrapreso il canto, se accostate lo strumento, deve essere lo strumento a cantare sulle note del canto e non viceversa. Che già corse ora Dio a te dare Il 2023 segna il 10° anniversario di vita per i Dilliriana, un'esperienza che nel tempo si è consolidata grazie all'affiatamento che si è venuto a creare tra quelli che posso definire i miei compagni di viaggio, Silvano Fadda, Giovanni De Melas, Carlo Crisponi e Gianluca Fadda, protagonisti affermati e portatori di una storia individuale e professionale di successo che decidono poi di dialogare insieme attraverso i ritmi scanditi da una terra che danza, che canta e che soprattutto produce armonie. E il risultato non è una somma di intenti, ma una fusione di sensibilità, un talento corale che mescola antichi tratteggi con inedite soluzioni, una sintesi che di volta in volta trova fertili sponde nella fantasia che anima la musica, soprattutto quando la si condivide. Canarino avventurato, de ser hermosa flora mia, de ser hermosa flora mia. Canarino avventurato, de ser hermosa flora mia, de ser hermosa flora mia. Dalla pitte non podia, quinte corsa malestato, quinte corsa malestato. Dalla pitte non podia, dalla pitte non podia, quinte corsa malestato.
Rimanete con noi, ci lasciamo solo per pochi secondi per raggiungere poi un altro centro della nostra isola. A tra poco. Lasciato il paese di Bidonì, curva dopo curva, raggiungiamo Nuragus, centro della regione storica del Sarcidano. Dilliriana è un suono, è l'armonia che sul tracciato dell'identità musicale mette insieme le persone. È il progetto che unisce un gruppo di artisti che viaggiano sui percorsi di una tradizione che si rinnova. Ci piace descrivere Dilliriana come l'area di festa che attraversa le comunità dell'isola, un ballo allargato che si muove sorretto da voci e strumenti musicali tra le piazze che traboccano di spensieratezza e il libero desiderio di ritrovarsi. Questo progetto io l'ho voluto portare a Nuragus per far capire ai giovani l'importanza delle nostre tradizioni. I giovani della mia generazione sono cresciuti in un ambiente dedito alle tradizioni, molto diverso da quello che vediamo adesso. Quindi io, come vice sindaco, ho voluto portare questo progetto a Nuragus per far capire ai nuovi giovani l'importanza di tutto ciò. Quindi la nostra amministrazione ha deciso di finanziare questo progetto per continuare, oltre all'arte, l'archeologia e la cultura, un viaggio attraverso la Sardegna che vorremmo. Una Sardegna con un turismo non di massa, ma una nicchia di turismo che punti più sulle tradizioni, che sono quelle della nostra isola.
buonasera a tutti, bentrovati. Come dico sempre, più forte e più bello l'applauso che dà energia a tutti coloro che si alterneranno in questo spazio. Ancora una volta abbiamo voluto aprire le porte di un incontro che in questa stagione che ci accompagna verso il nuovo anno ci porta anche dentro le realtà della nostra isola, e questi progetti che fioriscono per valorizzare la cultura, il canto, il ballo, le mille espressioni con cui la Sardegna si manifesta. E stasera ci troviamo in uno dei luoghi più ospitali della nostra terra, di questa Sardegna, che non solo canta, balla, ma accoglie. Siamo a Nuragus, cuore del Sarcidano, e questo è l'applauso di chi ci ospita. Grazie davvero per aver voluto che la seconda parte del progetto che l'Associazione Culturale di Liriana ha voluto inanellare potesse fare tappa qui. Dopo Bidoni e il felicissimo esordio, eccoci finalmente a Nuragus. Abbiamo contato i giorni nel calendario aspettando questo appuntamento, anche perché abbiamo ospiti ovviamente che lo animeranno, che lo caratterizzeranno. Sono un armonicista prima di tutto, quindi porto avanti una tradizione musicale, quella dell'armonica a bocca, suono i balli di Fonni, ma anche altri balli. Il canto a tenore è particolare per Fonni, è un canto tradizionale, molto conservativo. Si dice che il canto a tenore fonnese sia diverso da tutti gli altri. Il canto a tenore è anche un canto melodioso che esprime del sentimento. La musica in questo caso veicola un turismo di qualità che guarda alla scelta dei luoghi, che si inserisce in contesti di interesse storico, artistico e paesaggistico, che ne amplifica il potenziale attrattivo, ma che soprattutto viaggia anche fuori stagione. Questo canto ancora oggi, in questa era moderna, contemporanea, frenetica, continua a muoversi con le proprie gambe, diciamo, un canto di tradizione orale che ancora oggi ha un suo perché nella nostra società. È bello vedere anche tanti giovani che comunque si confrontano con le voci del passato, però hanno anche una capacità di rielaborare questi canti e renderli sempre freschi, moderni, contemporanei. Diciamo che la forza di questa tradizione antichissima di questo canto è proprio questa, di stare a passo con l'uomo nel suo tempo. Ecco che il canto mette in luce gli stati dell'anima, ecco che il canto accompagna tutte le fasi della vita, dalla nascita alla morte, passando per le feste. Il canto a tenore rievoca con la sua dimensione sociale il piacere del ritrovarsi, del vivere le tradizioni e del cantare assieme. Dal canto a tenore ai di Liriana. Il viaggio in Sardegna continua, un viaggio nel tempo, una sosta dove l'anima dell'isola poi trova il suo punto di ritrovo.
Nuragus, un centro meraviglioso che nel segno dell'accoglienza ancora una volta apre le sue porte. Dal canto a tenore di Liriana, questo è il progetto che ci vede riuniti, le persone che arrivano, ballano, cantano, ascoltano, una sintonia. Questo è un po' il nostro viaggiare insieme, appunto. Grazie ovviamente all'assessorato regionale del turismo della regione Sardegna, all'associazione culturale di Liriana, alla comunità di Bidonì in apertura e di Nuragus che questa sera ancora una volta ha saputo mettere una parentesi di chiusura ma con la prospettiva di nuove avventure da percorrere insieme. Grazie davvero a tutti di essere stati con noi in queste due meravigliose circostanze. Il nostro viaggio anche per oggi è arrivato alla sua conclusione. Prima di salutarvi voglio riprendere però le parole del grande Ezio Bosso che diceva così: la musica è come la vita, si può fare solo in un modo, insieme. E proprio insieme di Liriana, con gratitudine e immenso affetto, sono pronti a viaggiare nelle piazze dell'isola per raccontare la Sardegna a ritmo di ballo. Ci vediamo in piazza!